Allora, ritorniamo, c'è una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sono Giuseppe, chiamo da Treviso. Sì, signor Vorrei Giuseppe. mettere il dito su una piaga che è veramente grande come una casa, e cioè l'articolo 67 della Costituzione. Questo articolo dice che i nostri parlamentari rappresentano la nazione senza vincolo di mandato, per cui dovrebbero rispondere i cittadini, se non che, mentre ci sono paesi tipo l'Inghilterra, gli Stati Uniti, la Germania, dove regolarmente e periodicamente i parlamentari sono costretti a porsi davanti ai cittadini col rischio di essere torchiati e giustificare quello che hanno fatto a livello nazionale, qua in Italia una cosa del genere non c'è, questo obbligo non c'è. Per cui cosa succede? Succede che il parlamentare nostro può fregare gli elettori finché vuole, salvo ritrovarsi ostaggio del cerchio magico, cioè delle segreterie dei partiti. Per cui se non troviamo il modo di costringere i parlamentari regolarmente a presentarsi nel territorio e a giustificare quello che è stato fatto e non è stato fatto, noi avremo dei politici che saranno sempre più alieni rispetto ai cittadini. Questa è la prima cosa. Grazie. La seconda cosa riguarda la legge elettorale. Vogliono stabilità di governo. Benissimo, facciano il doppio turno alla francese, per cui a un certo momento ci sarà un partito che governa e un partito all'opposizione. Siamo stufi di dover vedere mercanteggiamenti con questo o quell'altro partito, cioè è finita la Prima Repubblica, è finita la DC con le correnti, abbiamo le stesse cose sotto altre forme. Chiaro. Grazie della sua telefonata, grazie al nostro telespettatore. Allora, io volevo sentire anche i nostri due liberi professionisti, perché è anche interessante il loro rapporto. Si presenti. Sì, allora io sono Marco Casellato, sono un giovane professionista di 31 anni e appartengo alla categoria delle finte partite IVA. Cosa vuol dire? Vuol dire che cosa sostanzialmente... fa il professionista? Che cosa? Laureato in? Allora, io sono avvocato e sono anche dottorando all'università, quindi ho questo duplice profilo, diciamo. Però per entrambi i settori la prospettiva non è delle più rosee. Per quanto riguarda infatti la professione, un giovane della mia età si trova costretto o a lavorare appunto come finta partita IVA presso uno studio legale, quindi a fare sostanzialmente il dipendente, con però a suo carico i vari oneri fiscali, nonché le varie spese di iscrizione all'albo, i contributi previdenziali e via dicendo. Non hai i tuoi clienti, ma hai i clienti dello studio legale, esattamente. sostanzialmente, è come se tu fossi un dipendente, ma un dipendente non sai perché devi pagarti a partita IVA. Esattamente, l'avvocato diciamo non può essere un dipendente nel vero senso della parola. Per cui c'è questo... Sì. Esatto, c'è questo sistema. E per quanto invece riguarda l'università, sappiamo tutti come funziona l'università italiana e su questo non mi dilungo perché non mi pare sia l'argomento della serata, però ci terrei a fare una precisazione che non mi pare sia emersa tra i tanti spunti che abbiamo visto questa sera, e cioè che la protesta dal basso e la rabbia che caratterizza la gente, secondo me deve anche essere, come dire, in un certo senso incanalata o guidata anche dall'istruzione. E allora quello che diceva allora l'informazione il sindaco, ecco, no, io sono molto sensibile su questo argomento, nel senso che uno Stato come l'Italia, che investe, se non sbaglio, appena l'1% del PIL sull'istruzione e si trova, sempre se non erro, al 32esimo posto tra i 37 dell'Ocse, a mio modo di vedere fa un po' fatica, insomma, ad emergere e soprattutto a far sì che i giovani emergano. E a tal riguardo, sempre per quanto riguarda i giovani,
che anche mi pare sia un tema particolarmente venuto fuori questa sera, la riforma forense che c'è stata dell'ordine degli avvocati, così faccio solo una piccola chiosa e non mi dilungo sugli aspetti tecnici, menziona la parola giovani solamente una volta, cioè il termine giovani nella legge compare solo una volta, a dispetto del termine anziani o anzianità che compare 18 volte. Anche Ma forse da chi è stata fatta? Cioè, ecco, sempre no, questo no, perché un uno po' il dice discorso, ma gli avvocati perché... sono così tanti, sì, è vero che sono tanti, però la categoria degli avvocati, a mio modo di vedere, presenta alcuni connotati simili a quelli che il dottor Moscheni snocciolava per i veneti, cioè che non riesce ad essere unita, non riesce ad essere coesa, e chi la No, fanno guida... sistema in realtà il governo, perché lì si fanno un bel sistema. Ecco, chi la Sono guida, quasi diciamo, si tutti... trova in Parlamento, ma naturalmente ha interessi ovviamente contrapposti alla base della quale io sono certo espressione. Però lei come vede il suo futuro? Ah beh, certamente, insomma, allo Stato il mio futuro non lo vedo roseo, perché come le dicevo vado a lavorare presso qualche studio legale con cifre da fame, esperienza peraltro che ho già vissuto, quindi si parla di qualche centinaio di euro lordi, perché poi ci sono a proprio carico tutte le spese che elencavo prima, oppure si prova a partire da soli, ma una scelta di questo tipo che per il momento ho intrapreso presenta tutta una serie di difficoltà e di insidie causate proprio dagli ultimi interventi legislativi che ci sono stati, tra cui appunto la riforma forense, che pone soprattutto a carico dei giovani professionisti tutta una serie di oneri, insomma, Che di non non sono poco momento, tra i sostenibili. quali c'è senz'altro quanto diceva il signore poc'anzi, e cioè l'obbligo di dotarsi di POS, per esempio, che dal 1° gennaio 2014 incomberà su tutti i professionisti, e naturalmente i più penalizzati Un po' per le saranno i banche giovani bisognava pure un po' cercare avvocati. di aiutarle. Le Ecco. chiedo una cosa, abbiamo avuto come se avessimo avuto un po' due fazioni, da una parte alcuni che dicevano andiamo a Roma armati di forconi, tra virgolette, eccetera, poi giustamente c'è l'altra fazione, c'è una da una parte che dice no, muoviamoci dal basso, facciamo una certazione, come dice Moscheni, Primavera d'Italia, cerchiamo di lavorare sul territorio e da là cerchiamo di costruire qualcosa. Come giovane, quale Certo. delle due posizioni Io abbraccerebbe? personalmente penso sia giusto partire dal basso, però come dicevo, questa partenza dal basso, a mio modo di vedere, è possibile solamente se incanalata dall'istruzione e anche dall'informazione, perché è vero quanto diceva il signore, cioè l'informazione è un po' il cane da guardia del potere, se vogliamo, quindi questa rabbia secondo me deve essere indirizzata nel giusto verso, e solo un'informazione corretta, a mio modo di vedere, lo può fare, un'informazione come dire, a libro paga delle lobby o dei partiti politici difficilmente può incanalare una protesta di questo tipo, però la protesta deve senz'altro partire dal basso, a mio modo di Sì, vedere. perché sono d'accordo, perché la rabbia fa scatenare la violenza. Con la violenza non riusciamo ad ottenere nulla, nel modo più assoluto. Allora abbiamo bisogno di un progetto, di unione e di strategia. Quindi stiamo parlando di istruzione. E solo con Sì, ma questo noi non va ad riusciamo ad escludere le ottenere. persone che necessariamente non hanno il titolo di laurea, perché sennò diventiamo No, no, elitari. no, informazione, perché, attenzione, sì, perché sennò magari si è importante genera... questo passaggio, perché l'imprenditore o il lavoratore, che è molto arrabbiato, ci dice ma perché non fate qualcosa, no? Dice ai sindaci, dice ai presidenti delle associazioni, perché non fate qualcosa? Perché non andate lì e fate qualcosa? Nella realtà loro non hanno l'informazione, noi non possiamo fare questo, il sindaco non possono fare quello, poi ognuno di noi è una piccola cellula, ma se noi siamo insieme e creiamo una strategia, noi possiamo fare tanto, ma se noi programmiamo, se siamo assieme, noi possiamo fare tanto. Condivide l'imprenditore? Allora, è verissimo, il discorso è che siamo tanto arrabbiati. Allora, non abbiamo più stimoli. Cioè, quando un imprenditore perde lo stimolo, non lavora più con entusiasmo, è finita. Ci hanno tolto la voglia di lavorare, e questo è non l'inizio della fine, è già la fine. Siamo tutti quanti alla frutta. Allora, io parto dal presupposto, si parla di dipendenti. Nelle ditte piccole come le nostre si vive a stretto contatto di gomito, per cui hai modo anche di dialogare. C'è un problema non da poco. Mentre
l'imprenditore non gode di nessun ammortizzatore sociale, gli altri quantomeno hanno un qualche cosa. Questo è un problema grossissimo, lo diceva prima il dottor Moschini, siamo troppo individualisti, siamo orgogliosi, abbiamo una nostra dignità, vogliamo assolutamente tener duro, e delle volte tener duro è una grossa colpa, perché nel momento in cui ti accorgi che non ce la fai più, hai distrutto completamente tutto quello che hai fatto io. Io sono 52 anni che lavoro, avevo una quindicina di dipendenti, siamo una decina adesso, ho messo tutto quello che avevo perché se sono cresciuto anche per merito dei collaboratori e ragazzi che ho in officina da me. Non è servito a niente, perché ci ritroviamo senza più soldi, eventualmente mi metto dentro anch'io, non avendo risolto i problemi. Perché qua continuano a pastoie, gabelle, gabelline, gabellette, per cui non hai e non vedi assolutamente futuro. È passata adesso un'email dove dicono che non si può appiattire gli stipendi, i salari perché non si dà spazio alla meritocrazia. Nessuno di noi sta dicendo che c'è necessità o bisogno di appiattire. Sia ben chiaro questo. La meritocrazia deve imperare, questo è matematico. Non vogliamo creare sistemi già visti in passato e in altre nazioni. Lo stalinismo non fa parte delle nostre idee. Certo, assolutamente. Devo aggiungere qualcosa? Sì, che domani, ripeto, è una giornata molto importante proprio perché la rete degli imprenditori si è mossa, abbiamo fatto veramente un tam tam di questo e per la prima volta scendiamo noi virtualmente in piazza chiudendo le nostre aziende per far sentire la nostra voce, perché come diceva l'imprenditore di Schio, fino adesso abbiamo pensato solo a lavorare e a produrre, abbiamo sempre delegato, ora è il momento di prenderci in mano le nostre vite, le nostre aziende e cercare insieme, facendo rete, e noi l'abbiamo fatto come associazione, di cercare di fare delle proposte e di far capire al governo che noi abbiamo detto basta, ci fermiamo e se necessario continueremo a fermarci e come dice il sindacalista fermandoci no, non sono sindacalista, scusa, devi fare contribuenti, scusami, perché sennò si per ingenera l'amor del cielo ho chiesto scusa perché il sindacato ha rovinato i lavoratori trasale e anche le imprese e quindi solo in questo modo riusciamo a cercare di poter fare la nostra protesta. Sindaco, deve dire qualcosa, aggiungere? No, il fatto è che noi dobbiamo anche mettere in evidenza che dobbiamo tirar fuori anche le energie positive nel nostro paese. Purtroppo, secondo me, ci troviamo anche in un momento storico in cui siamo tristi, siamo depressi. Il clima generale è un clima negativo e questo rende ancora più difficile, secondo me, superare questo momento. Bisogna proprio cercare di tirar fuori tutte le energie positive e i vari scandali, i vari esempi negativi che noi abbiamo e che continuiamo a vedere in televisione non fanno altro, secondo me, che deprimerci ancora di più. Esattamente. Allora, come diceva giustamente Diego prima, bisogna avere anche degli esempi positivi, gente che veramente si applica, bisogna andare fuori dagli scandali, riuscire a dare un segnale positivo che dia la voglia di fare squadra, di andare fuori da queste situazioni difficili che stiamo vivendo. vivendo. Esatto, volevo dire proprio per questo. Infatti per i giovani... Noi siamo genitori, dobbiamo mostrare la faccia. Abbiamo fatto un errore grandissimo in passato, abbiamo delegato tutto alla politica, in estrema fiducia. Dobbiamo ritirare quelle deleghe, dobbiamo cominciare a lavorare. Che poi c'è anche da dire un'altra cosa, se noi abbiamo questo grande debito pubblico, in realtà non è che sia nato ieri mattina, sono scelte fatte anche negli anni passati. Certo. Allora, giusto per citare un esempio, negli anni 70, quando è stato cambiato il sistema tributario degli enti locali e lo Stato cosa ha deciso? Di dare i trasferimenti ai comuni, quindi pagava le spese a piedi lista. Da lì è incominciato il debito pubblico a crescere in maniera esorbitante. E allora sono stati fatti, oppure le pensioni dopo 15 anni di lavoro. Allora noi dovremmo andare in pensione, noi dovremmo andare in pensione quando ho 80 anni e c'è una parte degli italiani in questo momento che dopo aver lavorato 15 anni, 6 mesi e un giorno è in pensione. Assolutamente. Allora, giustamente c'è una parte politica che ha agito male, che compie delle ruberie, però dall'altro lato sono state fatte delle scelte del passato che adesso noi stiamo pagando a caro prezzo. Chiarissimo, c'è un'altra telefonata, poi voglio sentire anche la dottoressa. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Sono Tonello da Padova. Sì, prego.
Ecco, io volevo dire a quei signori che ci sarebbe già da parecchio tempo la ricetta per salvare l'Italia. Invece di mandare fuori il nostro esercito a attendere gli altri, basterebbe a chiudere la porta dell'uscita del Ministero del Tesoro e sequestrare tutti i pini a tutti quelli che hanno approfittato per 3 generazioni e qua in Italia. Sarebbe a posto, noi anzi siamo i più ricchi d'Europa e siamo a posto. E voglio vedere quante che rimangono là a Roma a fare il volontariato. Voglio vedere quanti che rimangono a Roma a fare volontariato. Ecco, manca l'informazione. Sì, grazie. Deve aggiungere qualcosa? No. Grazie tanto e arrivederci. Grazie, arrivederci. Dottoressa, lei quindi è una laureata, giovane professionista? Psicologa, sì, sono Federica Ramunni, psicologa, e in quanto libero professionista anche noi appunto riscontriamo delle difficoltà ovviamente nel portare avanti l'attività, però c'è un particolare che nella nostra professione purtroppo, e dico purtroppo anche a discapito della nostra professione stessa, quando è in atto, ed è in atto da molto tempo, una crisi economica che porta poi avanti inevitabilmente, inesorabilmente una crisi sociale, noi psicologi lavoriamo di più. Nel senso che... quello che diceva un po' sì, perché comunque, il nostro psicologo, perché comunque quando la gente è in difficoltà, le persone sono in difficoltà, cercano un supporto che sia vicino a loro, anche vicino casa, anche vicino però nel territorio. Se hanno i soldi per pagarsi uno psicologo, però mi viene anche da dire. Come? Se hanno i soldi per poter andare da uno psicologo. Sì, infatti proprio per questo ci sono delle organizzazioni, anche noi facciamo parte di delle organizzazioni che si mettono a disposizione delle persone proprio gratuitamente, perché noi lavoriamo su 2 punti di vista, uno che sia quello preventivo, in modo tale che persone che possano esprimere, come il nostro amico imprenditore, possano esprimere la loro rabbia incanalata, come dicevamo prima, in giusti programmi, in una giusta informazione, in una giusta azione. Perché quando c'è in atto una crisi, e questa crisi deriva da un fatto che ci hanno tolto la speranza, ci hanno tolto una visione positiva del futuro, a noi giovani soprattutto, ma anche gli adulti e ai nostri genitori che ci hanno portato avanti in questa situazione. Quando ci tolgono la speranza nel poter agire, nel poter anche soltanto programmare un futuro con un partner, nel formare una nuova famiglia, ecco, si scatenano delle emozioni dentro di noi che sono quelle di una sorta di senso di impotenza, un senso di incapacità che ti blocca inevitabilmente. Allora o ci spinge verso la rabbia o ci spinge verso una depressione, un'ansia, una paura che ci porta poi, come ci sono già successi dei casi, più di 100 casi di atti estremi come il suicidio. Allora il nostro intervento è sia preventivo, per evitare proprio che ci siano dei gravami da questo punto di vista, che poi anche ovviamente di sostegno alle famiglie e alle persone che già vivono una situazione di disagio, di forte disagio. Questo è importantissimo, ricollegandomi quindi al fatto tanto che non bisogna cadere nel vortice del pessimismo, perché purtroppo invece sono tutte informazioni che non fanno altro che farti vedere nero, e questo è indubbio. Sì. Una situazione psicologica in cui puoi cadere. Vediamo un attimo questo servizio, perché tante volte ci fanno dimenticare che però ci sono persone che ancora si tolgono la vita, perché i media nazionali non ne parlano decisamente più. Vediamo questo servizio fatto dalla nostra redazione. Indebitati, angosciati, distrutti dalla vergogna nel parlare con moglie e figli e dire che la vita agiata che avevano un tempo se la devono dimenticare, vergogna nel dire ai dipendenti che non si riesce più a pagare loro lo stipendio, vergogna anche nel chiedere aiuto. Sono gli imprenditori della crisi, quelli che non riescono a sostenere il peso del fallimento e dei debiti, quelli che non resistono e si tolgono la vita. Nel 2013 si registra il record dei fallimenti, nei primi 9 mesi dell'anno sono stati quasi 10.000. In Veneto nel 2012 sono stati 25 i casi di suicidio tra gli imprenditori, con il 2013 il numero sale a 39 casi. Spesso si tratta di titolari di piccole e medie imprese a gestione familiare.
L'ultimo atto estremo dettato dalla disperazione da parte di un imprenditore è avvenuto ieri. Massimiliano Calore, quarantenne di Rubano in provincia di Padova, si è impiccato nella rimessa per auto e attrezzi della sua villetta. Era titolare di un'agenzia viaggi chiamata CIP che aveva 2 sedi a Padova, all'Arcella e a Chiesa Nuova. Gli imprenditori sono una goccia nel mare dei suicidi che si susseguono con sempre maggiore frequenza. Nell'ultima settimana altri 2 casi nel Padovano. Fabio Delon, 29enne di Conselve, che martedì si è ucciso perché disoccupato, è stato trovato dai familiari appeso ad una corda nel garage a fianco dell'abitazione. L'ultimo saluto a Fabio è stato dato oggi nel Duomo di Conselve. L'altro gesto disperato è avvenuto ieri pomeriggio quando una donna di 91 anni di Albignasego si è buttata nel bacchiglione all'altezza del ponte del Bassanello, si è tolta il giubbotto e si è lasciata scivolare nelle acque del canale scaricatore. In questo caso sembra che la scelta estrema sia da collegare a dissapori familiari. Ecco, riflettiamo su questo perché sono gli imprenditori che sono disperati, sono lavoratori che hanno perso il lavoro, e sono tantissimi, sono anche persone pensionate che non vedono prospettive perché non hanno neanche i soldi di che piangere, neanche per permettersi nessun tipo di aiuto e di supporto. Riflettiamo, andiamo in pubblicità pochi secondi, poi torniamo in studio.